Si è spento nella notte alla casa del clero di Chiavari Don Nicola Tiscornia, avrebbe compiuto 105 anni a dicembre, decano dei sacerdoti della diocesi, lunedì alle 10:30 ai funerali in cattedrale. Addirittura d'arrivo i lavori di riqualificazione alla palestra di Levi, bonificati tetto e sottotetto, coibentata la struttura, rifatta la pavimentazione, spesa complessiva quasi 150.000 euro. Concluso l'intervento alla rete delle acque piovane nella zona di via Piacenza e Corso Lavagna, posati oltre 150 metri di nuove tubature. I lavori passano in via Cesare Battisti. Nell'abbraccio della Vergine il ricordo commosso di chi ha speso in mare la propria vita o l'ha persa, celebrata a Riva la festa della Madonna del Buon Viaggio fra tradizione, fede e memoria. Seconda giornata a Sestri Levante di Aspettando Pane e Olio. Oggi e domani laboratori all'ex convento dell'Annunziata. Stamattina mercatino degli olivicoltori sestresi in via Asilo Maria Teresa. Cena d'agosto a Frisolino Dinè, mobilitazione di volontari per l'appuntamento a sostegno del Comitato Assistenza Malati Tigullio. Obiettivo: puntare l'attenzione sul Servizio Sanitario Nazionale. Buonasera a tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. Si è spento nella notte alla casa del clero di Chiavari Monsignor Nicola Tiscornia, il decano dei sacerdoti della diocesi di Chiavari. Avrebbe compiuto 105 anni il prossimo mese di dicembre. Sacerdote da 82 anni, Don Nicola ha lasciato una impronta ed un ricordo affettuoso in tutte le comunità parrocchiali dove è stato parroco. In questo servizio tracciamo un breve profilo. Don Nicola Tiscornia era nato a Buenos Aires in Argentina il 7 dicembre del 1914, ma la sua terra d'origine era la Valgraveglia. Qui nella cappella di famiglia Santa Maria di Neri riposeranno le sue spoglie mortali. Tra le due località un itinerario lungo, quanto lunga e fruttuosa è stata la vita del sacerdote. Figlio di Agostino e di Eugenia Podestà, Don Nicola nella sua esistenza terrena ha raggiunto numerosi record. 104 anni e 8 mesi di vita, di cui almeno 100 vissuti con il vigore che sapeva infondere nel suo passo leste e nelle sue indimenticabili orazioni. 82 anni di sacerdozio raggiunti lo scorso 13 giugno, data in cui nel 1937 era stato ordinato sacerdote da Monsignor Amedeo Casabona. 55 anni di servizio pastorale in diverse comunità parrocchiali, ciascuna delle quali oggi lo omaggia con affetto e con il ricordo di una testimonianza limpida ed efficace. Parroco di Barbagelata dal 1937 al 39, successivamente nello Spezzino dal 39 al 46 nella comunità di Maissana. Dal 46 al 63 era stato parroco a San Bartolomeo di Levi, dal 1963 al 75 a Santa Croce di Moneglia ed infine dal 1975 al 1992 nella comunità parrocchiale di San Giuseppe a Ribasso, dove era stato festeggiato con particolare solennità in occasione dei suoi 100 anni. Ritirato a vita privata era stato nominato canonico della cattedrale e dal 2011 cappellano di Sua Santità Monsignore. Nella basilica di Nostra Signora dell'Orto celebrava l'Eucaristia nei giorni feriali e prestava servizio come penitenziere finché la salute glielo ha consentito. Successivamente si era ritirato nella casa del clero, accudito amorevolmente dal personale e dalla cognata lieta che lo ha sempre seguito in tutto il suo percorso di vita. In occasione del 104° compleanno, Don Nicola non aveva mancato di ringraziare con affetto e riconoscenza tutti coloro che si prendevano cura di lui. Dei tanti incarichi svolti nella vita, tuttavia ce n'è stato uno, propostogli dal vescovo, che non si sentiva di ricoprire. Mi ha detto appunto, è vero, se voglio fare il nonno di tutta la diocesi. E il nostro nonno no, non voglio esserlo, perché non posso guidare tanti nipoti, è vero. Gli ho risposto a questo modo qui, si è messo a ridere. Il Signore ha detto dai aiuto. La salma di Don Nicola Tiscornia è stata composta questa mattina nella cappella maggiore del seminario vescovile di Chiavari, dove resterà aperta alle visite in questi giorni. Domani alle 19 sarà recitato il Santo Rosario. Lunedì mattina i funerali, presieduti dal vescovo Alberto Tanasini, saranno celebrati alle 10:30 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari e saranno trasmessi in diretta TV su Telepace 1 al canale 15. Con Don Tiscornia se ne va un pezzo della memoria storica della nostra
diocesi. Diversi i libri che il sacerdote aveva scritto nel corso degli anni, molti dei quali legati a figure di sacerdoti attivi nel Tigullio, e fra questi anche Don Bobbio, fucilato dai nazifascisti. Sentiamo il ricordo di Don Pino Carpi, rettore del santuario di Sant'Antonio a Chiavari. Tutto quello che ricordava, e aveva una memoria molto buona, ha scritto alcuni testi in cui narrava la storia della diocesi, dei preti della diocesi, dei preti durante il secondo conflitto mondiale. Don Bobbio ha scritto molto, lo ha conosciuto di persona. Era andato lui, mi raccontava quando ero lì a supplicarlo di ritirarsi, di non stare lì nella parrocchia dove era, perché aveva avuto notizie che volevano farlo fuori, insomma. E lui era andato apposta, proprio dice: vieni da me, non so, possiamo stare insieme. Niente. E gli ha scritto questa storia, bella. Da anni non era più attivo nella vita della chiesa di Chiavari, ma la sua presenza era un segno importante di memoria, ma anche di contenuti. Sì. Difatti le sue omelie, pur col tono oratorio che gli era caratteristico, erano ricche di contenuto e attingeva al Concilio Vaticano II, per esempio. Come la chiesa di Chiavari può partecipare al dolore, al commiato nei confronti di Don Tiscornia? Ma io credo innanzitutto unendoci sempre più fortemente, uniti tra noi, fedeli, presbiterio, col vescovo, un'unità sempre più profonda e cordiale. Questo è importantissimo e credo che Don Tiscornia di lassù, dove ora vede con gli occhi di Dio, ci direbbe questa cosa: siate uniti. Si stanno completando in queste settimane i lavori di riqualificazione della palestra comunale di Levi. Per una spesa di quasi 150.000 euro il Comune è intervenuto sull'efficientamento energetico dell'edificio, del quale è stato bonificato il tetto e il sottotetto dove si trovava dell'amianto. In questi giorni si stanno ultimando l'installazione delle 80 finestre che danno luce all'interno della struttura. A settembre è prevista l'inaugurazione. Siamo andati a vedere. Le aziende hanno ripreso a lavorare alacremente, in questo momento stanno terminando l'operazione di installazione degli infissi, dopodiché verrà praticamente smantellato tutta la parte della ponteggiatura e andremo a posizionare la nuova caldaia per il riscaldamento. È stato completato un profondo lavoro di bonifica delle strutture del tetto e del sottotetto. Sì, in primo luogo è stata realizzata la superficie del calpestio, cioè tutto il pavimento è stato rifatto completamente con una tecnica molto all'avanguardia. Dopodiché sapevamo che il tetto era purtroppo di un materiale oramai in disuso e non consono. Ci siamo resi conto in corso d'opera che anche il sottotetto era di questo materiale, quindi abbiamo provveduto con la supervisione dell'ingegnere Parpaglione, che ha abilmente coordinato tutte le procedure. In collaborazione con l'ASA abbiamo provveduto a smaltire, a togliere e smaltire tutto il materiale e a sostituire con materiale idoneo. Questo anche per avere una certificazione all'altezza, per poter garantire tutte le realtà che andranno a fruire di questo impianto sportivo. L'obiettivo è riaprire per il periodo scolastico una struttura che viene utilizzata dalle scuole del territorio. Sì, certo, ma non solo. Direi che in questi anni è stata utilizzata per tornei di pallavolo, di calcetto e questo lo vogliamo portare avanti ancora con più corposità in futuro, proprio perché l'impianto adesso ha delle caratteristiche di assoluto valore. E ovviamente ha avuto in questo periodo, in questi anni, anche un'importanza, come diceva lei, per la scuola, e viene, come dire, utilizzata per l'educazione fisica svolta dei ragazzi della scuola primaria di Levi, e quindi se non sarà proprio per l'inizio della scuola, che è fissato circa per metà settembre, sarà comunque pochi giorni dopo avverrà questa inaugurazione.
147.000 euro per progetti per le mense scolastiche che hanno distribuito pasti biologici. Li ha assegnati la Regione per ridurre il costo del servizio mensa. L'iniziativa permette ai bambini di mangiare prodotti di qualità e garantisce un risparmio alle famiglie, perché il contributo di 98 centesimi a pasto va sottratto dal costo a carico delle famiglie. L'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai lancia un appello ai sindaci liguri affinché aderiscano al progetto con i loro istituti scolastici. L'unico requisito fondamentale è quello di avere un fornitore dei pasti certificato biologico. Il prossimo termine per presentare le domande è il 31 marzo 2020. Ad oggi sono stati 6 i comuni che hanno scelto di partecipare: Busalla, Ceranesi, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Serra Riccò e Vezzano Ligure. Si è concluso in questi giorni il lungo e complicato intervento di risistemazione della rete delle acque piovane nella zona di Via Piacenza e Corso Lavagna a Chiavari. I lavori hanno riguardato anche la rete dell'acquedotto e della fognatura. Ora l'intervento proseguirà nella vicina Via Cesare Battisti. 150 metri lineari di tubazioni nuove posate per la raccolta delle acque piovane, una nuova vasca di decantazione in via Piacenza per agevolare e rendere più semplici in futuro le operazioni di pulizia delle condotte, 50 metri cubi di materiale asportato e la sostituzione di alcuni tratti di fognatura e di acquedotto ormai obsolete. Sono questi i numeri dell'intervento di messa in sicurezza e razionalizzazione della rete di canalizzazioni della zona tra via Piacenza e Corso Lavagna a Chiavari. Concluso sostanzialmente nei giorni scorsi, l'intervento, data la sua complessità, è durato alcuni mesi e dovrebbe aver risolto in modo definitivo il problema dei frequenti allagamenti. Questi interventi sono stati molto impegnativi e ringrazio anche i cittadini per la sopportazione, che sicuramente non è facile per il traffico veicolare. Bisogna pensare però che tutti questi interventi sono interventi concordati, cioè richiesti effettivamente da noi con video ispezioni, fotografie e sopralluoghi. Poi sono stati richiesti ad Atto ed Iren, che hanno anche finanziato. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che sono tutti interventi fondati, cioè che devono essere eseguiti. Di conseguenza certe volte si sente anche certi mogugni che non li riusciamo a capire, ma qui si cerca di mettere in sicurezza e noi, tutta amministrazione, siamo tutti coesi per cercare di risolvere questo problema. I lavori di razionalizzazione delle condutture sotterranee e delle acque piovane continuano ora in alcune vie vicine. La prima a venire interessata sarà via Cesare Battisti. Lungo il percorso abbiamo già fatto delle video ispezioni, abbiamo già anche riscontrato una grossa pianta di fico dietro Corso Dante, anche quella lì sarà che rimane nel canale lato ponente. Cercheremo anche quelli lì lungo il percorso nelle pulizie di togliere anche quello. C'è un altro problema che poi abbiamo riscontrato anche in salita Devoto, che arriva giù un altro canale anche lì, e insieme a Iren e Atto siamo allo studio se ci saranno ancora dei problemi futuri in questa zona per la canalizzazione anche di una nuova canalizzazione in via Magenta con l'innesto diretto in via Nazaro Sauro. Oggi a Santa Margherita Ligure ha fatto scalo la nave da crociera Celebrity Edge con circa 3.200 passeggeri a bordo, per lo più statunitensi. È stata l'occasione per testare la capacità di accoglienza dell'area sbarco dei Giardini a Mare, con il doppio attracco contemporaneo dei tender della nave da crociera più il doppio arrivo dei traghetti di linea. Le operazioni sono state condotte sotto la supervisione del personale della Marina di Santa e con la collaborazione dell'agenzia Trampi e del Consorzio Marittimo del Tigullio. Il test ha dato esito positivo. Questo significa di fatto dimezzare i tempi di sbarco dei passeggeri e quindi questo rende Santa Margherita Ligure più appetibile come meta per le crociere nel Mediterraneo. Lo scalo della nave è stato l'occasione per una visita a bordo compiuta dal sindaco Paolo Donadoni, dal vice sindaco Emanuele Cozio, dal consigliere comunale Franco Fati, assieme ai rappresentanti di Carabinieri, Guardia Costiera e Guardia di Finanza. La delegazione è stata accolta dal comandante della nave, che ha fatto i complimenti per la bellezza del comprensorio, per la posizione del punto di fonda che rende agevole e veloce lo sbarco dei passeggeri e per i servizi offerti.
Siamo alla cronaca, un 21enne di Ercolano è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Cicagna. Le indagini sono partite dalla denuncia di un 53enne di Lorsica. Il giovane ha acquisito i dati della carta di credito del fontanino e ha effettuato transazioni commerciali per un importo di 500 euro. I carabinieri della stazione di Moneglia hanno sorpreso un 30enne straniero che lungo la spiaggia cittadina era in possesso di un pugnale lungo circa 32 centimetri senza un giustificato motivo. I militari lo hanno denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di coltelli e oggetti atti ad offendere. Il pugnale è stato sequestrato. All'ospedale di Sestri Levante è mancato Giorgio Cuneo, aveva 77 anni, viveva a Rialto ma era nato e per molto tempo aveva vissuto a San Colombano Certenoli. Molto conosciuto per la sua attività professionale di geometra che svolgeva con meticolosità proverbiale, Cuneo era stato anche consigliere comunale di minoranza nell'amministrazione Zavatteri. Lascia la moglie Elisa, la sorella Laura, i fratelli Mario e Piero che vivono in Perù. Il funerale sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di San Michele di Rialto lunedì mattina alle 10 e saranno celebrati domani mattina alle 9:45 nella chiesa parrocchiale di Certenoli i funerali di Luigi Costa, classe 1931, commerciante di fiori a Calvari, molto conosciuto in Fontana Buona, dove era ben voluto da tutti. Lascia il figlio Marco con la moglie Cleide e la figlia Paola con il marito Giuliano. La Chiesa ha celebrato la solennità dell'Assunta, venerata in diverse comunità del territorio. Nella parrocchia di San Pietro, a Riva Trigoso, si celebra la festa di Maria sotto il titolo di Madonna del Buon Viaggio, una festa che riassume in sé, oltre alla devozione di tante generazioni di rivani, anche la memoria di chi ha speso tutta la propria vita in mare. Il nostro viaggio ha una meta alta, lo ha ricordato Monsignor Alberto Tanasini celebrando l'Eucarestia nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Riva Trigoso, in occasione della festa patronale della Madonna del Buon Viaggio. Non siamo più abituati a pensare all'eternità. Appunto siamo tanto presi dall'immediato e siamo tanto illusi che l'immediato risponda alle nostre più profonde esigenze che il pensiero dell'eternità ci è lontano. La festa ogni anno è preparata e vissuta da tante persone, fedeli della parrocchia e villeggianti che trascorrono il periodo di agosto a Riva. Ed è l'occasione per ricordare nella preghiera tutti coloro che hanno speso la loro vita in mare e lì l'hanno donata fino alla fine o l'hanno persa, naviganti, migranti, militari. Ma il buon viaggio, come ha ricordato il Vescovo, è quello di ciascuno. Un titolo bellissimo perché ci richiama il viaggio della vita. Ed è bello sapere e ricordarci, rinnovare questa consapevolezza che il nostro viaggio non lo facciamo mai da soli, ma Maria lo fa con noi. C'è sorella e c'è madre nel nostro cammino di vita e di fede. Ci sono sicuramente dei viaggi che sono viaggi di speranza, viaggi verso una terra, verso una casa, verso una mano tesa. Ecco, allora certamente abbiamo pregato più volte in questo tempo, nelle nostre liturgie, perché davvero Maria Madre del Buon Viaggio possa far sperimentare quell'accoglienza che è propria del Vangelo ed è propria di Dio. Gli aspetti devozionali principali della festa sono sostanzialmente due, secondo me. Oltre alla messa del mattino, la processione della sera che arriva sino a Renà, l'antico borgo di pescatori, dove viene accolta l'arca della Madonna su una barca che è un po' il simbolo del nostro paese, un paese che storicamente è un paese di pescatori. E poi credo anche il giorno dopo, il 16 agosto, la sera, con la messa sulla spiaggia presso l'associazione della pesca sportiva, dove vengono ricordati tutti coloro, rivani e non, che comunque sia hanno avuto uno stretto legame col mare. La parrocchia di San Colombano della Costa a Cogorno festeggia San Rocco. Domani alle 20:30 il Vespro e la processione. Domani la comunità parrocchiale di San Massimo a Rapallo festeggia il santo titolare. Alle 10 la Santa Messa sarà presieduta da Don Pino Carpi, rettore del santuario di Sant'Antonio a Chiavari. Nel pomeriggio alle 18 il canto del Vespro, la processione nel centro con l'Arca del Santo e i crocifissi processionali e la partecipazione del corpo bandistico Città di
di Rapallo. Lunedì alle 19 la Santa Messa di ringraziamento e di preghiera per tutti i benefattori e i collaboratori e per i defunti. Festa patronale di Sant'Elena nella parrocchia di Campeglia Castiglione Chiavarese. Domani la celebrazione della comunità alle 10:30, alle 17 il vespro e la processione. Lunedì infine sarà celebrata una messa per tutti i defunti della comunità alle 17 al santuario di Sant'Elena. La comunità parrocchiale di Soglio di Orero fa memoria domani di Sant'Elena. La Santa Messa sarà celebrata alle ore 8:30. Si conclude domani Aspettando pane e olio con la mostra mercato dei prodotti dell'eccellenza enogastronomica ligure dalle 10 alle 20 in piazza Matteotti, siamo a Sestri Levante, e poi ci saranno laboratori e show cooking a partire dalle 18 all'ex convento dell'Annunziata. La manifestazione è già iniziata nella giornata di venerdì e proseguita anche oggi, siamo andati a vedere. Grazie. A lei. Buona giornata. Quanti espositori siete oggi? Allora, siamo 14, oggi siamo al completo con vari prodotti, sempre chilometro zero. Da dove arrivate? Sestri, Casarza, la Val di Vara e la Fontana Buona, sino ad arrivare ai funghi della Val d'Aveto. Questo mercatino apre da 3 giorni di Aspettando pane e olio, perché lo sguardo è sul mese di novembre. A cosa vi preparate? Questo è il mercatino non solo olio che si svolge tutto l'anno. Aspettando pane e olio in pratica è una presentazione dell'annata che ci sarà dell'olio, speriamo buona, che verrà a dicembre. Ci saranno vari eventi proprio per la presentazione, per far conoscere bene il prodotto. Se ne vede gente in queste ore? Sì, ci sono molti turisti che vedo che apprezzano molto il prodotto locale, piace molto la produzione propria. Protagonista della giornata è l'olio, ma si possono trovare anche altri prodotti, dal miele ai funghi sino ai formaggi. Tutti risentono dell'andamento della stagione, che per quanto riguarda l'olio quest'anno non sembra essere positiva. L'annata non è buonissima perché con la primavera che ha fatto non è stato proprio una meraviglia. Che cosa ha inciso secondo lei? Il caldo tantissimo e il fatto anche che comunque ci sia stato freddo fino a maggio, insomma. Che cosa vuol dire essere un'azienda agricola anche familiare che produce prodotti a chilometro zero? Che fatica c'è dietro? La fatica è tanta soprattutto nelle nostre zone perché sono zone molto scoscese, molto collinari, quindi non siamo in pianura per cui la fatica è tanta. Poi purtroppo gli aiuti sono quelli che sono, siamo sempre noi, e non c'è sabato, non c'è domenica, non c'è Pasqua, non c'è Natale perché con le pecore, con gli animali è così. Un gruppo di amici del Comitato Assistenza Malati Tigullio, proveniente dalla Val Graveglia, si è mobilitato per organizzare una iniziativa a sostegno del sodalizio. Una cena d'agosto che si terrà martedì 20 nell'area feste a Frisolino. Oltre al gesto di solidarietà è stato significativo il coinvolgimento di tanti volontari, anche da fuori valle, mossi dal desiderio di promuovere qualcosa di utile per la salute di tutti i cittadini. Come è partita l'idea di questa cena d'agosto a Frisolino? Avevamo già partecipato ad alcune cene del Comitato Assistenza Malati del Tigullio e ci è sembrata una bella iniziativa. Abbiamo detto proviamo, vediamo se c'è una risposta in Val Graveglia, se la gente ci aiuta a raccogliere qualche cosina per la nostra salute, per i nostri malati, per il nostro territorio. E hanno risposto, siamo riusciti, un bel gruppo di operatori, sia agriturismi, ristoranti, attività, ci hanno aiutato e ci proviamo. Abbiamo detto che la cena si svolgerà a Frisolino, in che zona e come si raggiunge quest'area? Allora, è nell'area di Frisolino dove normalmente fanno le feste, a 1,2 chilometri dopo Concenti si va per andare verso il Biscia. C'è ampio parcheggio, ci saranno i parcheggiatori e quindi è facile da trovare, l'area sarà al coperto e sarà abbellita. Una cena d'agosto che cosa offrirà a tutti coloro che arriveranno in Val Graveglia? Un'ottima cucina, io mi occupo di quello, penso che sia gradita da tutti, faremo piatti tipici della vallata. Con una risposta corale di tutti quelli che sono i ristoratori della Valle. Sì, che ci daranno una mano con i loro prodotti, le loro cose che hanno preparato per noi.
sono riuscite a coinvolgere, direi, tutta la valle e anche fuori valle, quindi io ringrazio tutti gli sponsor, tutti quanti hanno partecipato e sicuramente sarà una serata come si deve, sarà soddisfacente. Il risultato, qualunque sia, è sempre un risultato di aver coinvolto le persone e di informare. Il nostro scopo è informare le persone. Questa volta soprattutto vogliamo insistere sulla difesa del Servizio Sanitario Nazionale, quindi promuoveremo questo, raccoglieremo fondi, speriamo tanti, e finora non ti posso ancora dire qualche cosa, ma bolle tanto in pentola. Per il 6° anno consecutivo, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, FIAB Tigullio Vivi in Bici organizza un concorso fotografico aperto a tutti, professionisti e dilettanti. Il tema dell'edizione 2019 prende spunto da Bici è Salute, una serie di appuntamenti organizzati nel corso dell'anno da FIAB Tigullio in collaborazione con l'ASL 4 Chiavarese per promuovere l'uso della bicicletta. Il regolamento è pubblicato sul sito dell'associazione fiabtiguglio.it. Tutti coloro che, gli scatti che parteciperanno saranno esposti nel corso di una mostra fotografica che sarà allestita a Sestri Levante nell'ambito della Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile dal 16 al 22 di settembre. Ora vediamo invece che cosa c'è in programma per la giornata di domani e per quella di lunedì. Domenica 18 agosto dalle 8:30 alle 12:30 a Chiavari in piazza Mazzini ci sarà la possibilità di donare il sangue grazie all'autoemoteca dell'Avis. San Pietro in fiera a San Pietrovara, in paese ci saranno oltre 80 banchi fra artigiani, produttori di specialità gastronomiche, artisti di strada e musica, cantine aperte per degustazioni di prodotti biologici. Ultimo giorno a Rapallo per lo sbarasso di fine stagione con offerte nei negozi e sconti speciali. A cura del CIV ci vediamo a Rapallo e di Ascom. Dalle 9 a Zoagli Mercatiamo, mostra mercato di manufatti e nel pomeriggio a partire dalle 17 musica dal vivo, cabaret, balli di gruppo e gran finale con Giulia Cancetta. Seconda giornata per la festa di San Bartolomeo a San Bartolomeo della Ginestra, dalle 16 gara di castelli di sabbia sulla spiaggia di Riva Ponente, degustazione di piatti tipici nel campo parrocchiale dalle 19:30 e a seguire gara di karaoke. A Lavagna dalle 18 mercatino di oggetti vari in Piazza della Libertà a cura del CIV Centro Storico. Al Mucast di Castiglione Chiavarese aperitivo in miniera con visita alla Galleria 20 settembre della miniera di Monte Loreto, appuntamento alle 18:30. Per il Dioniso Festival a partire dalle 21:30 in Piazza Gagliardo a Chiavari dall'inferno all'infinito con Monica Guerritore, viaggio attraverso i versi dei celebri autori della letteratura italiana. Lunedì 19 agosto proseguono a Santa Margherita Ligure i laboratori di biologia marina. Alle 10 in Piazza del Sole inizierà l'appuntamento organizzato da Outdoor Portofino. Ridere fa buon sangue a Santa, ai giardini a mare dalle 16 raccolta di sangue con autoemoteca e possibilità di tipizzarsi alla donazione di midollo osseo. Dalle 21:30 spettacolo comico con Andrea Di Marco. Ultima giornata per la festa di San Bartolomeo a San Bartolomeo della Ginestra. Gara di tiro alla fune dalle 16:30 sulla spiaggia di Riva Ponente. Dalle 19:30 degustazione di piatti tipici nel campo parrocchiale e a seguire tombola per tutti e musica live con Gloria e gli Sue Notti. Alle 21 partirà la visita guidata al centro storico di Lavagno organizzata da Comune Labter. Non è necessaria la prenotazione, la visita partirà davanti al Palazzo Municipale. La Tigullio Jazz Big Band con la voce di Elena Ventura sarà a Rapallo in Piazza Martiri della Libertà a partire dalle 21:30. Attenzione perché dopo la pausa dei giorni di Ferragosto, da lunedì riprende il servizio di spazzamento meccanico delle strade di Chiavari. La spazzatrice ritornerà dunque ad effettuare i passaggi nelle vie cittadine seguendo il consueto calendario diviso per giorni. Terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi. Vi ricordo che la nostra informazione ritorna puntuale lunedì mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa. Trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito internet teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata e buona domenica a tutti.